caso proprio sul Vallo di Pirri. Pirri era uno di quei centri in cui i viaggiatori andavano a vedere il ballo. I pirresi erano considerati bravissimi ballerini, ma non solo i pirresi. Alcuni suonatori parlano dei sistesi, molto bravi, alcune altre fonti parlano dei seracini, molto bravi. Comunque ci difendevamo bene. Signori, un attimo di attenzione, per favore. In questo caso parliamo del 1837 di un francese, Antoine-Claude Pasquin, soprannominato il Valéry, che viene in Sardegna e parla appunto del Vallo di Pirri che vede con i suoi occhi e dice: Pirri, un bel villaggio ben costruito con 1259 abitanti, è citato per il suo vino e i bei costumi delle contadine. Ci sono andato per vedere danzare il famoso ballo tondo, il ballo nazionale, voluttuoso per il modo di unirsi e soprattutto di stringersi la mano, come abbiamo detto prima. Poiché la dama posa il braccio sul braccio destro del cavaliere, tenendosi a lui. Questo forte, questo caloroso modo di prendersi per mano non assomiglia minimamente a quello fatuo dei nostri balli. Qui l'indiscreto che osasse inserirsi e interrompere la stretta farebbe al sardo un affronto unito con la morte. A questi meandri numerosi, serrati, lascivi, si unisce spesso un suonatore di lonellas, orchestra ambulante, che molto spesso è cieco. Questa danza non è riservata solo ai giovani, perché anche un vecchio pastore può capitare di rinunciare a mangiare e a dormire per saltare nel ballo tondo. La musica cadenzata, i suoni vibranti della lametta aumentano l'eccitazione dei sensi, producono un effetto veramente magico su chi danza. Poi continua. Stavo dicendo che appunto che Pirri era uno di quei centri vicini al capoluogo dove i viaggiatori andavano appunto a vedere i balli. Lo fa anche i Savoia quando vengono in Sardegna e spesso si recano proprio appositamente a Pirri. Il principe, scusate, c'è un voto di memoria. Anche Carlo Alberto. Carlo Alberto, bravo. Grazie. Da principe. Era ancora principe quando è venuto all'inizio. E scrive proprio che dopo aver mangiato al Palazzo del Giaccalli è andato a Pirri dopo pranzo per vedere il ballo. Prima abbiamo visto come Matteo ci ha fatto vedere appunto i passi fondamentali del ballo. Ricordiamoci che questi passi poi, quando un ballerino ha proprietà del ballo, si è fatto solo il ballo, può anche modificarli e fare delle varianti su questi passi. Giusto? E ora lascio la parola a te. Allora, come avete visto mentre ballavamo, io e Cristiano vedevamo il cambio leggermente indietro rispetto all'inizio di quella famosa picchiata. Questo perché siamo abituati ormai, cioè vi ricordo che questo non è un ballo codificato, quindi è difficile poter dire in che momento preciso bisogna iniziare il passo, bisogna avere l'orecchio e soprattutto bisogna avere l'esperienza. Questa è una cosa che si impara nel tempo. Io ho iniziato a capire come era strutturata la suonata e come potevo interpretare dopo tanti anni che mi sono messo lì a ballare e a provare, quindi è una cosa che poi diventa anche molto personale, quindi io vi posso dare un cambio che magari Cristiano fin da dopo, e non è detto che siano sbagliate le due concezioni del ballo in quel momento. Noi diciamo che adesso abbiamo cercato un po' di schematizzare, quindi vi abbiamo dato dei cambi. Ciò che a Cristiano, per esempio, piuttosto che a Tonino, piuttosto che a Donato, può sembrare, che ne so, Pasolorao, a me invece può sembrare Passatresi. Questo perché io, per esempio, seguo la sonata molto curandomi un po' più della cadenza. Ci siamo? Quindi ciò che quelle note, secondo me, mi dicono in quel momento, io interpreto. L'unica cosa che manca di tutta la sequenza di passi che facciamo all'interno del ballo sono quelle che noi chiamiamo isfurias, che è un passaggio molto particolare. Da noi era inteso come un momento in cui il ballerino iniziava davvero ad interpretare la suonata, ad aggiungerci del suo, a far vedere quanto era bravo, eccetera eccetera eccetera.
ed è un momento preciso, come vi dicevo, della suonata, che è molto particolare, perché sembra quasi che si distacchi dagli schemi con cui era composta prima. La facciamo? Sì. Vuoi vedere? C'è John Delia? No. Non ti salvi oggi, grazie, devi... Gli strumenti si è scartato. Però fare. Cosa non volevi chiedere? I Furious. Che poi li ho fatte, non te ne sei accorto? No, io ci ho messo l'accordo, non glielo potevo far fare, non avevamo ancora parlato. I suonatori devono sempre comunque rimproverare i ballerini. Questo Matteo ve lo dirà, però... Però dico... Allora, anche qui volevo dire una cosa a proposito del... Il ballerino deve rispettare i tempi del suonatore. Che cosa vuol dire? Che se il suonatore ha un problema con lo strumento, vi ricordo che stiamo parlando di uno strumento incredibile, no? Questa è la festa dei Slavetas, quindi è uno strumento incredibile, costruito in modi che oggi ci sembrano chissà qual è, chissà che magia sono tirati fuori. Però è uno strumento che ha bisogno di essere curato. Se il musicista a un certo punto si accorge che c'è un problema, si ferma perché deve risistemare lo strumento, non ci dobbiamo scandalizzare, è una cosa normalissima. A noi è capitato molte volte di salire sul palco, perché noi poi portiamo queste cose sul palco, e Graziano, piuttosto che Michele, piuttosto che altri che ci accompagnavano, nel fare l'introduzione si sono accorti che lo strumento non rispondeva come loro chiedevano. Si sono fermati, hanno sistemato la cera, dimmi se questo è, no? E hanno ripreso a suonare, e si è sentito dal pubblico, che cosa sarà successo? No, un errore gravissimo, ma cosa sarà successo? Non è successo niente, è tutto normale. Siamo abituati a consumare subito, noi vogliamo tutto subito, quindi queste cose ci sembrano strane. In realtà la vita dello strumento è questa e noi dobbiamo rispettare i loro tempi. Ci siamo, quindi se vi dovesse capitare di andare in giro e sentire una cosa del genere, non scandalizzatevi, è una cosa normalissima, anzi, è stato bravo perché si è fermato invece di suonare lo strumento che non sarebbe andato bene. Dunque, i Furious. Allora, io vi faccio vedere come me l'hanno insegnato. Non so se è scritto nei libri di studio, vi faccio vedere come ce l'hanno insegnato. Ed è una sequenza a base semplicissima, cioè è un ingresso tipo Somasso che abbiamo fatto prima, no? Al quale viene aggiunto però un movimento un po' più pronunciato del piede destro, perché bisogna incrociare i passi. Quindi quando si va in avanti, invece di contare solo di 3 che sono sotto round, io ne conterò 5 perché conterò anche quelli del destro, li sto incrociando, quindi 1, 2, 3, 4, 5, lo stesso quando torno indietro, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, salorata è importante quanto l'ingresso, perché io spesso e volentieri vedo anche i ragazzi che vengono a imparare da noi, sono bravissimi, fanno il poi tornano indietro così. No, qui non si fa. Qui bisogna davvero curare anche la parte del salone, bisogna sempre fare, non state ridendo, però è così. Quindi se io sono entrato in un certo modo, vi ricordo che questo deve essere un ballo elegante, dovete pensarlo, non abbiamo gli specchi, non ci possono aiutare gli specchi, qui dovete averlo in testa che dovete essere eleganti, ma dovete essere proprio convinti. Quando ballate non dovete essere mosci, cioè si entra nel ballo decisi,
Lo spazio che avete preso è il vostro e non ve lo deve occupare nessuno. Quello che lasciate quando entrate a fare il spazio non ci deve essere quando rientrate, nessuno vi deve prendere il posto, che voi avete lasciato in quel momento, non si faceva. E anche l'ordine, io sono fissato in questa cosa, Cristiano lo sa, infatti è raro che io vada a ballare che mi nervosisco. In piazza, sì, perché ci deve essere un ordine, non si può entrare, stare al centro, prendersi la cosa che si vuole, ostacolare gli altri, non dargli la possibilità di entrare, non so dove andare, dove mi devo mettere, perché c'è quello che non si sposta più. Io sono arrivato a prendere uno e buttarlo fuori dal ballo, ad un certo punto, che non è possibile, io devo avere la stessa possibilità di ballare degli altri. Quindi il cerchio deve essere ordinato, ci state tutti, perché ci si sta tutti all'interno del ballo, non è vero che non c'è spazio, qui non c'è spazio per ballare. Se si vuole ci si organizza. Non volevo dirlo, noi insegniamo alla scuola. Però ci deve essere ordine, eleganti, ordinati e si balla. Si balla così. Quindi dritti, nessun movimento d'anca, no? Ogni tanto li difendo io che fanno queste cose. Nessun passo lungo, passi vanno raccolti, più vicino, meno fate meglio è. Fate proprio meno di quello che avete pensato, perché questo deve essere in testa. Nessun movimento d'anca, come dicevo, non ballate così, si balla dritti, la presa rigida, bella, si deve proprio sentire. Chi balla con voi? Su questo soprattutto le donne, dovete pretenderlo dall'uomo questo, dovete proprio pretenderlo, deve essere lui che deve essere bravo a guidare. Ci siamo, quindi me lo dovete dire. Tra di voi comunicate, nel bando si comunica. Un ballo o un basta? Allora, venite pure. Magari ti serviva una Allora, un attimo di attenzione, facciamo adesso un ballo con Graziano, poi parlerò io di un'altra fonte storica molto curiosa di Salaggio in questo caso, e poi chiameremo il carissimo Orlando.